Quest'anno la festa del 4 novembre si è svolta a Reldon in una cornice di grande partecipazione all'insegna della condivisione del filo esile e prezioso della memoria del passato, affinché da quest'ultimo si possa trarre insegnamenti utili per il presente. Alle 9:30 si è tenuta la Santa Messa commemorativa nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena. Poi è partito il corteo sino al monumento ai caduti, con l'accompagnamento della banda musicale Arrigo Boito. Davanti al monumento è stata depositata una corona di alloro e tenuto un discorso commemorativo alla presenza dell'amministrazione comunale, delle associazioni combattentistiche ed Arma e del Comitato Unitario in difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane.